Io, Emanuela Loi. Io, una semplice giovane donna che voleva semplicemente una cosa: vivere. La mia vita è stata veloce come un battito d'ali e la mia morte ancora di più, una frazione di secondo che ha cambiato la storia, la mia storia. Emanuela Loi nacque a Cagliari il 9 ottobre 1967. Dopo il conseguimento del diploma magistrale, tenta insieme a sua sorella Claudia il concorso in polizia nel 1988. Solo Emanuela viene presa, così nel 1989 entrò nella Polizia di Stato e 2 anni più tardi fu trasferita a Palermo. Nel giugno del 1992 fu affidata al magistrato Paolo Borsellino. Emanuela era appena entrata nella scorta di Borsellino. Dopo Capaci, il reparto scorte aveva bisogno di nuovi elementi. Arrivò lei, così giovane che il giudice stesso chiese al caposcorta di sostituirla. Sapeva, Borsellino, che toccava a lui. Sapeva anche che la scorta non fosse affatto un deterrente per la mafia. Il 19 luglio del 1992, in via D'Amelio, una Fiat 126 rubata contenente 90 kg di esplosivo telecomandato a distanza esplose ed Emanuela morì. Nella strage, provocata da Salvatore Riina e complici, persero la vita, oltre al giudice Paolo Borsellino, i colleghi Walter Eddy Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Solo l'agente Antonino Vullo uscì vivo dall'esplosione, la quale ferì ben 24 persone. Il 5 agosto 1992, con provvedimento postumo, le fu conferita la medaglia d'oro al valore civile per la dedizione e il coraggio espressi nel servizio fino al sacrificio della propria vita. La vita così effimera di Emanuela Loi poteva essere diversa. La storia della ragazza che sognava di diventare una maestra d'asilo è raccontata dalla sorella Claudia, anche lei una giovane donna che non si aspettava di incontrare così tante difficoltà nell'avere informazioni sulla sorella da parte dello Stato. Una donna che avrebbe sperato di trovarla su un letto d'ospedale ferita e non dentro una fredda bara di legno. Voglio continuare il lavoro che lei dovette interrompere, lo vedo come un segno di rinascita. La nipote che porta il suo nome, quando parla ai ragazzi, ci tiene sempre a dire loro: combattete sempre, se credete veramente che una cosa sia giusta. Sono consapevole che c'è ancora tanta oscurità, ma non smetto di sperare che tutta la verità venga a galla.